Eccoci a Venezia Channel, la diretta che ormai è diventata una tradizione, alla sera, due chiacchiere in compagnia come si facevano una volta alla fine del lavoro per parlare di temi vari, ma stasera c'è un tema molto importante. Intanto ringrazio gli ospiti che sono qui con me, prima di tutto Beunida Medisasciani, che molti ricorderanno con me all'inizio del progetto di Venezia Channel e che ringrazio per tutto il lavoro che ha svolto insieme con me e che stasera ci ha portato degli ospiti speciali. Io li elenco e poi lascio a te la parola Beunida perché li conosci meglio di me. Allora partiamo ovviamente dalle donne, Stefania Fochesato, poi siamo con Dario Buonasera. Dallò e Massimo Zanetti. Allora Beunida, chi ci hai portato stasera? Perché nel post abbiamo anticipato qualcosa, parleremo di vino ma anche di solidarietà e arte, giusto? Giusto, intanto ringrazio te Luigi per lo spazio che mi hai concesso e per la preziosa ospitalità e la disponibilità sempre professionale, quindi grazie a te in assoluto. Oggi parleremo di un progetto che vede delle importanti speranze di solidarietà che riguardano la ricerca. Abbiamo infatti come nostra ospite Stefania Fochesato della Città della Speranza, ricerche molto importanti stanno andando avanti dal punto di vista della oncoematologia pediatrica, ma anche in altri campi, poi ne parleremo bene con Stefania e l'idea è proprio quella di dar voce al vino, un vino differente, un vino che si approccia alla solidarietà tramite l'arte, che è uno dei canali in assoluto più nobili per far veicolare le idee. L'arte ha rivoluzionato sempre le epoche storiche e quindi il vino accompagna il simposio, accompagna la parola, l'arte ne è un vettore che lo in un certo senso eleva all'oltre e il fine, che è un fine nobilissimo, in questo caso è rappresentato da Stefania Fochesato. Ma direi facciamo parlare Dario Dallò, che è il viticoltore che ha avuto quest'idea, che ha avuto l'ingegno, e facciamo parlare Dario Dallò su quello che è il concetto della sua azienda, la storia e il perché di questa iniziativa. Poi Stefania contribuirà specificando le direttive scientifiche, gli scopi della ricerca che stanno portando avanti e Massimo Zanetti ci spiegherà il concept dell'etichetta e del dipinto che ci regalerà, che ci donerà. Dario, allora dacci un po' come dire, un posizionamento geografico, parlaci di dove sei e come sei arrivato a fare l'imprenditore nel mondo del vino. No, Dario, non ti sentiamo. Dario, ti sentivamo prima, adesso non ti sentiamo più. Dario? Prima lo sentivamo, la diretta è sempre così, gioca fino a un attimo fa, avevamo tutto sotto controllo, adesso non ci sentiamo più. Adesso lo sentiamo. Prova? Dario? No? Ah, Niente. ma allora io direi un attimino, già che siamo, partiamo un attimino dalla fine solidaristico, siamo con Stefania. Stefania, Città della Speranza, una realtà che mi dicevi viene da lontano, giusto? Da Sì, quanto? sì. Nata, sono quasi 26 anni, il 16 dicembre del 94 è nata la fondazione per opera di, diciamo, un gruppo di imprenditori, ma meglio ancora un gruppo di persone, direi, che avendo vissuto l'esperienza del reparto di oncoematologia pediatrica e coscienti del fatto che non c'era un posto che potesse ospitare in modo adeguato a bambini, è iniziato con il costruire l'ospedale a Padova di accoglienza. Quindi il primo intervento proprio della fondazione è stato costruiamo l'ospedale. Una Quello volta che costruito regalo. l'ospedale si è fatto un day hospital, un pronto soccorso pediatrico, un day hospital e un Quello pronto che soccorso regalo, pediatrico a no. Vicenza. Ma il concetto della ospitalità è importante perché avere letti adeguati, stanze adeguate, sala giochi per bambini è fondamentale, ma pensiamo che quando si ammala un bambino il sogno di tutti è che possa guarire. E se pensiamo che diciamo circa 40 anni fa di leucemia praticamente non guariva quasi nessun bambino, significava veramente un esito infausto alla parola leucemia. Da lì, voglio dire, quando si è nati dal 99, quindi dopo le strutture, abbiamo iniziato a investire in ricerca.
finché siamo arrivati a un certo punto, in seguito a un'eredità importante, a costruire a Padova il più grande centro ricerche a livello europeo, la Torre della Ricerca, Mi zona sembra anche con un industriale. grande architetto, perché è stata una firma Paolo del... Portoghesi, una grande Esatto. firma. Tra l'altro il progetto è stato donato da Paolo Portoghesi, il terreno è stato donato dalla ZIP, zona industriale Padova, 10.000 metri quadri e già di valore di progetto e di donazione di terreno siamo già su valori importanti. Poi abbiamo costruito questa struttura che sono 17.000 metri quadri, quindi la più grande a livello europeo. Il costo della torre, della struttura e tutto sono stati 32 milioni di euro, che se calcoliamo un metro quadro significa meno che un appartamento in città. Questo perché tanta gente ha donato anche in quel momento, quindi chi ha donato materiali, chi ha lavorato sotto costo e ci ha permesso di avere questa grande struttura che oggi ospita 300 ricercatori. Quindi E Stefania, l'importanza in qualche modo del coinvolgimento degli imprenditori, ma anche delle persone normali, è fondamentale per una fondazione come la vostra. E approfitto un attimo solamente per verificare se Dario ce l'abbiamo in voce oppure no. Dario, prova a parlare. Dario? Dario, ci senti? Dario? Dario Dario? non ci... Beonida, prova a dialogare con lui un attimino via WhatsApp, se ci riesci, perché altrimenti no. Scusa Stefania, ma dobbiamo anche un po'... certo. Ti manca, diciamo, l'attore principale della serata. No, il bello è che prima abbiamo fatto le prove, funzionava tutto, eravamo anche contenti e poi c'è sempre, come Il dire, bello della il... diretta. Mm. Infatti. Caspiterina. Allora facciamo continuare Stefania, dicevi che appunto l'apporto Allora, privato è dicevo, fondamentale per una fondazione come la vostra, no? allora, il concetto è che il privato, quando vede concretizzarsi le proprie donazioni, quindi con trasparenza, con finalità, possiamo dire che è molto generoso. Città della Speranza negli anni ha visto avvicinarsi a noi tantissimi privati, imprenditori che ci hanno permesso non solo di costruire la torre, ma pensiamo di sostenere un numero importante di ricercatori. Come dicevo, noi oggi ne abbiamo 300, in parte universitari, in parte ospedalieri, ma quasi 40 sono finanziati dalla fondazione, oltre a gran parte dei progetti. Progetti, dicevo, non solo per l'oncoematologia, ma da quando è nata la nostra struttura ci occupiamo di ricerca proprio a 360 gradi, quindi un po' tutte le patologie che colpiscono l'infanzia e quindi da malattie rare, da staminali, da medicina rigenerativa, proprio ci siamo allargati, ecco perché non siamo solo come dimensione più grandi a livello europeo, ma proprio per tutti anche i progetti che sono inseriti all'interno e che vengono studiati all'interno dell'istituto. Tra l'altro, se non ricordo male, Stefania, da voi sono passati ricercatori anche importanti, quindi vuol dire che la vostra diventa anche una palestra per giovani ricercatori che poi potranno portare le loro ricerche in giro per il mondo, giusto? Una delle sfide è quella di riportare in Italia i ricercatori che sono andati all'estero. Da noi, ad esempio, se ti riferivi ad esempio a Paolo De Coppi, che è un grande ricercatore, ha scoperto le staminali all'interno del liquido amniotico, a suo tempo era a Boston e il progetto era sostenuto da noi. Oggi pensiamo che è primario a Londra ed è uno dei grandi riferimenti a livello mondiale. Però come dicevo, ultimamente stiamo proprio cercando di riportare in Italia grandi ricercatori che hanno fatto un percorso in Italia, poi sono andati all'estero per formarsi ulteriormente, ma il sogno nostro, e lo stiamo concretizzando, è proprio di riportare persone formate qui per sempre arrivare a livelli sempre più elevati con la ricerca. Beunida, io adesso non so se Dario ci sente e se noi lo sentiamo, perché vedo ancora un po' lo sguardo. Vorrei che tu anticipassi qualcosa, siccome lo conosci anche personalmente, su Dario, sulla sua cantina, insomma, fai un po' da portavoce in questo caso. Ecco, Dario ha un bambino, ha un figlio, si chiama Pier Silvio, è un figlio piccolo che amano tantissimo
E questa iniziativa è nata dall'amore che loro hanno nei confronti del figlio, a cui hanno anche dedicato uno spazio in cantina per le sue opere d'arte, per i suoi disegni. E quindi è un'iniziativa che in un certo senso identifica l'anima della cantina, un'anima particolarmente vicina ai più fragili, ai bambini. Anche la moglie Silvia è un'anima assolutamente rara, speciale, dolce, che ama la natura e che anche nel produrre vino rispetta questa etica, perché è una forma di etica nel senso più classico del termine. È una cantina che a me ha colpito molto, ne ho viste veramente tante di cantine nella mia esperienza giornalistica, nelle varie collaborazioni in questo settore, che è un settore di nicchia, un settore dove comunque tutti cercano di rendere identificabile il proprio vino. Però ho collaborato volentieri con questa proprio perché si contraddistingue per la spontaneità, non c'è un costrutto, non c'è qualcosa di artificiale, loro hanno le loro intuizioni e le portano avanti con spontaneità. Al giorno d'oggi la spontaneità nel mondo del vino è un privilegio perché si diventa spesso commerciali, spesso ci si abbassa le logiche delle cantine sociali, ci si abbassa le logiche del commercio, ci si abbassa le logiche del denaro. Loro hanno voluto mantenere salda la loro identità e quindi collaborare soltanto con chi li rappresenta, quindi con un winemaker come Roberto Cipresso che Vabbè, è un faro per tutto il settore vitivinicolo italiano e non solo, perché lavora tantissimo anche in America, tantissimi progetti. E allora, Dario, ci senti? Sei ritornato qui tra noi, ma non so se ci senti. Non penso. Oh, Dario? Io adesso vi sento. E vai! Anche noi. Adesso sono più col telefono. Prova allora a descriverci un po'. Beunida ha anticipato un pochettino la passione che ti lega a questo mondo e che ti ha portato in questo mondo. Dicevamo prima, andiamo un po' anche a capire dove ti troviamo, dove sei. Allora, io sono di origini padovane, proprio dai Padovani, dove lavoravo dalla vita e gestivo una piccola azienda. Per amore del territorio e per amore anche del mio lavoro e quindi di rappresentare un territorio, abbiamo deciso, io e mia moglie Silvia e anche io Silvio, siamo venuti a vivere in Trentino. Siamo sul Monte Mondone, siamo a 550-600 metri di quota e di fronte al Castel d'Amello. Nei nostri campi, nei nostri vigneti produciamo Pinot Nero e Chardonnay, il nostro bianco, che è lo Chardonnay, è il bianco che va a posizionare il territorio ed è uva che interessa, invece il Pinot Nero è il vino che va a rappresentare se stesso. Se non sbaglio dovrei avere anche un'immagine. È questo lo Chardonnay? Sì, questo è l'imprinting ed è abbinato ad un risotto al tarassaco. Ecco, peccato non poterlo gustare, per ora ce lo gustiamo soltanto però visivamente. Vedendolo. C'è la possibilità, adesso hanno creato in azienda uno spazio di ospitalità che verrà decorato con dipinti di artisti nazionali della caratura di Massimo Zanetti, di Carla Mura, che è stata recensita dal Corriere della Sera questa settimana, dove poter degustare appunto queste meraviglie con dei dipinti di artisti che insomma sono di un certo pregio. E quindi vi avremo volentieri ospiti in azienda. Anche perché ormai non mancheranno più molti giorni all'apertura anche delle cantine, immagino, perché come stanno riaprendo un po' i ristoranti, penso che le cantine sia un luogo tra i più sicuri, perché spazio ce n'è, aria aperta ce n'è tanta, per cui credo che sia più pericoloso andare in un supermercato che venire a trovare voi. Cosa dici, Dario? In questo proprio sì, qui c'è l'aria aperta e qui siamo, questa è la stanza di cui WhatsApp. Sono all'interno di una stanza di letto che è all'interno. La mia idea è quella di vivere la cantina, di far vivere la cantina dall'interno, cioè la possibilità di fare una stanza di letto Siccome
Dario, ti sentiamo sempre un po' maluccio. Io approfitterei perché tu mi hai mandato un bellissimo video che io ho ovviamente ripreso e vorrei mandarlo perché spieghi anche un po' che cos'è, diciamo, l'oggetto del desiderio in qualche modo di questa sera. Lo presentiamo un po' in anteprima e quindi lo manderei subito appena un attimo di Stiamo momento che lo... parlando dell'oggetto che farà parte della raccolta fondi pubblica, che è una Magnum. Lo Vai faccio Dario. andare? Lo faccio andare che così c'è anche una spiegazione sotto e poi lo decliniamo. Dall'O Dario ha deciso di collaborare con l'artista Massimo Zanetti per creare una bottiglia, che è questa. Dentro ha un tronco incavato, sopra alla sinistra ci sono i vigneti, cioè le radici del progetto. In mezzo c'è Ponte di Rialto che simboleggia l'arte, che trasporta il progetto dalla montagna alla città della speranza. Ecco, abbiamo svelato un po' il segreto. Beunida, che cosa c'è dietro questo bellissimo, questa Magnum e anche l'opera d'arte di Massimo? C'è un pezzo di storia, una storia di vita di Dario, di Massimo e anche di Stefania che ha voluto collaborare con noi. Innanzitutto la scultura di legno, una scultura nata dalla creatività di Dario che è un artista, in un certo suo modo di essere è un artista. L'ha scolpita lui, l'ha disegnata lui, c'è Rialto che rappresenta l'amore per Venezia, c'è la città della speranza in cui richiama sia la forma che i colori e poi c'è l'etichetta che è un dipinto di Massimo Zanetti, artista informale che io stimo moltissimo, che ci ha donato sia per l'etichetta che la tela vera. Quindi Posso provare a mettere una foto se è questa? Beunida, sì, dimmi tu. esattamente, questa è l'etichetta. Ecco, questa è l'etichetta che riprende l'opera di Massimo. Zanetti, ed è un'etichetta che riprende anche il concetto del terroir. Parliamo di un pinot nero che è stato creato dall'ingegno di Roberto Cipresso assieme all'amore per la natura che ha Dario, la Silvia e Pier Silvio, che hanno come famiglia di viticoltori e che appunto rappresenta una piccola Borgogna incesellata nel Trentino. Quindi l'artista ha dato proprio la firma di questa Borgogna, è riuscito a rievocarla con questi colori, con questo rouge, con questo moto ondoso, però l'abbiamo qui con noi Massimo, a te la parola a questo punto. Ma innanzitutto vi ringrazio Stefania che non conosco, Beunida ci conosciamo, conosco anche Dario e ringrazio, se posso permettermi, di darti del tuo anche te Luigi. Io penso che nei momenti difficili, e questo è uno di questi, purtroppo mi riferisco alla stagione che stiamo vivendo, comunque provare ad accendere la luce nel momento, diciamo così, della tenebre, poi ognuno lo fa come può, come riesce, nella maniera che ritiene più opportuna, si possa contribuire appunto ad avere una visione un pochino più ampia. La collaborazione che è nata tra me e l'azienda, ma soprattutto con Dario più che con l'azienda, è una collaborazione che ha una semplicissima finalità: mettere insieme due modi di intendere l'arte, perché fare vino è fare arte, rispettando il territorio, rispettando la cultura di quel territorio. E quindi io penso che mettendo insieme queste istanze, questa dimensione, io la chiamo persino emozionale, con l'arte, io insomma sono qualche anno che dipingo, ormai sono circa 17, è un bel connubio e credo che l'etichetta lo dimostri non tanto per il quadro in sé che può piacere o non può piacere, ma perché quel quadro, che poi fa parte di una collezione che si chiama I paesaggi dell'anima, racconta proprio questo, racconta come l'anima si interseca con tante emozioni e il vino è sicuramente un prodotto che genera emozioni, genera calore, genera interesse. Abbiamo anche discusso non poco con Beunida e Dario su quale potesse essere il lavoro che meglio andava
abbinato a questa Magnum di Pinot Nero. E io credo, riguardandola adesso l'etichetta, per la verità io l'ho vista solo adesso, questa sera, i colori che vanno dal vinaccia al lilla, che sono colori propri di questo lavoro, bene, come dire, si attanagliano con la dimensione del Pinot Nero e con il vino e con tutta la fatica che c'è dietro al percorso di far nascere un buon vino di qualità, ecco, nel rispetto dell'ambiente, della terra e quant'altro. Questo mi sento di dire. Io sono onorato di poter dare un mio lavoro la cui finalità è poi una finalità di bene, perché insomma questo non lo dobbiamo mai perdere di vista in un'epoca, e chiudo, dove la dimensione della solidarietà sembra scomparsa, sembra che fare del bene sia quasi un reato. Io invece penso che aiutare chi è più in difficoltà sia un esempio che dovremmo tutti seguire con più attenzione e con più spirito d'animo. Ma io proprio, Massimo, mi aggancio alle tue parole della solidarietà, perché penso che in questo momento, se non ci fossero stati imprenditori come Dario e altre istituzioni che volontariamente hanno messo a disposizione energie, risorse economiche, spesso anche rimettendoci, come dire, tempo, perché sono andati in cerca dei materiali dovunque in giro per il mondo, non saremmo riusciti a fermare, non del tutto, ma comunque a fermare questa epidemia che veramente sta devastando tutto l'Occidente dopo essere partita dalla Cina. E quindi è un grande merito quello di Dario di fare qualcosa, perché credo che tutte queste attività dovrebbero contagiarci e un po' tutti, nel piccolo o nel grande, a seconda delle possibilità, dovrebbero donare qualcosa, altrimenti le iniziative come quella della Fondazione di Stefania e tante altre non avrebbero le risorse necessarie, perché si sa quanti problemi ha il pubblico oggi e quindi il privato deve sopperire. Quindi un grazie a Dario, un grazie anche a Stefania, e penso, Dario, questa idea di portare il tuo vino, come dire, a dare una mano ai bambini è stata un'idea che ti è venuta come? Cioè, ci hai riflettuto di botto, hai detto di sì? 3 settimane fa abbiamo fatto il primo imbottigliamento del Pinot Nero. Questa azienda non aveva mai fatto un magnum di Pinot Nero. E come ho visto scrivere la prima bottiglia, cioè dire la prima bottiglia sul impianto di imbottigliamento, ho pensato che era giusto ho pensato che sarebbe stato bello ricavare una cosa buona da una cosa bella. E il mio pensiero, nonostante il periodo sia 100% alto, è andato ai bambini, perché ho un figlio, perché sono quelli che adesso sono a casa da scuola, perché sono quelli che adesso non è giusto che loro siano a casa da scuola, secondo me. Non è giusto, loro non stanno imparando, loro non stanno giocando con gli altri bambini, e ho dedicato a loro questa cosa. Stefania. Poi mi sono unito anche e di questo devo ringraziare Stefania, che mi ha incluso e mi ha invitato anche alla cena che c'è stata, dove abbiamo fatto vino all'asta, e dove ringrazio Stefania. E devo ringraziare anche Massimo Zanetti, che per me è un artista che è molto bravo, che lavora molto bene e scrive anche molto bene. Grazie. Infatti, Dario. Stavo per dire, Dario, tu hai detto la prima bottiglia l'ho dedicata a questo evento particolare per raccogliere fondi, e la seconda che hai imbottigliato ce l'hai data sabato per la cena che abbiamo fatto. Abbiamo organizzato in fondazione la prima web dinner, proprio una cena, quindi con tutto un collegamento online. Si è prestato gentilmente, Eisman ha donato tutto il cibo, quindi abbiamo avuto una cena con 118 partecipanti da tutta Italia. Avevamo Roma, avevamo Ancona, non so, Milano, tantissime città. Ed è, devo dire, Dario, penso, visto che c'era anche Trento con noi, visto che c'era anche Dario e hai partecipato, ne è uscita veramente una bella serata. Ha partecipato anche Massimo Boldi, è stata donata la maglietta di Roberto Baggio da Andrea Seno, che si erano scambiati durante una partita di calcio nel 93, e con questa abbiamo fatto una raccolta fondi. Diciamo che ne è uscita veramente una bella serata, e anche la bottiglia che ci hai già donato ha portato fondi
per la ricerca, quindi grazie anche già di questo. Beunida, però c'è anche oltre, cioè qui c'è la bottiglia, ma mi sembra che c'è anche un progetto che va oltre, mi sembra, no? Oltre la bottiglia? Sì, mi avevi accennato anche a una galleria Ah, sì, sì, sì. Il progetto è l'Atelier del Vino, quindi dal momento che ha detto una bellissima frase Dario, dal buono far nascere il bello, ecco, questa è un po' l'idea che stiamo cercando di portare avanti, quindi creare all'interno dell'etica dell'azienda di vino anche un atelier del vino. E quindi legare l'interpretazione del Pinot Nero, dello Chardonnay, a un'interpretazione artistica e cercare sempre nuovi linguaggi, perché descrivere un territorio significa anche conoscere se stessi. Io non posso essere un produttore di vino se non mi conosco, se non so dove voglio andare, se non so raccontare la mia stessa storia. E in questo sia Dario che Silvia sono molto introspettivi, molto critici, molto autoanalitici. E non nel senso egoico del termine, ma nel senso altruistico. Loro scoprono se stessi per poi raccontarci al mondo e cercare di condividere qualcosa col mondo. E l'Atelier del Vino si innesta su questa forma di pensiero che sta andando bene, perché Massimo sarà il nostro primo artista che avremo ospite in azienda. Purtroppo il Covid ci ha bloccato, nel senso che avevamo veramente un bellissimo progetto, avevamo scelto i dipinti, sarebbe arrivato addirittura un pullman di giornalisti, io stavo organizzando un pullman di giornalisti, avrei chiamato tutti i miei contatti, purtroppo poi il 9 marzo è successo quello che è successo e non siamo potuti andare avanti. Però l'idea è proprio questa, l'idea è quella di creare delle vernici con determinate cadenze, creare poi una volta all'anno una collettiva di artisti del territorio nazionale e chissà anche internazionale. Adesso cerchiamo di testare il terreno e poi un domani legare l'interpretazione del vino all'interpretazione di un artista. E in questo Dario è formidabile perché è un artista pure lui, cioè veramente mi sveglio la mattina alle 7, mi arrivano dei messaggi che dico oddio devo stare attenta, oggi c'è un'altra nuova novità. Ecco. Allora io ho qui delle foto e le metterei in onda e le commentate voi perché ovviamente le conoscete meglio di me. Qui c'è una bella immagine che penso raccolga un po' di immagini di tutto l'ambiente. Chi la vuole commentare? In alto a sinistra, questa è proprio la stanza dove sono seduto io adesso, cioè la stanza di vetro all'interno della cantina. È la nostra sala degli studi ed è anche la nostra sala da pranzo all'interno della nostra cantina. In senso orario è la bottiglia del Pinot Nero, quello che andrà a fare la raccolta fondi. C'è la fila di Massimo Zanetti e andrà a essere la nostra bottiglia. E poi sotto c'è un vigneto, quello lì è un Chardonnay che si trova a Calvino nella collina. Poi c'è mia moglie. Questo è il Magnum classico, insomma. Questa è la bottiglia di Magnum. Questo non è il Magnum classico. Quello con la X, cioè quello lì, è il numero 1, quello che andrà, il primo Magnum uscito e quello che è destinato alla raccolta fondi. Certo. Chi mi ha seguito su Facebook ha visto che un video che lui usciva al Magnum, ho fatto una X sopra ed è... Poi ho quest'altra immagine che invece immagino che sia... Quella è la mia bottiglia di nero, quella è di quella diciamo in vendita, tra virgolette, no? Sì, così. Quella è quella classica. Sì, esatto. E poi ho questa immagine che sono delle mani e forse qualcosa ce l'aveva detto prima Beunida, no? Mio figlio è una parte di me, è sempre una mia passione. Certo. A 7 anni
sente a 7 anni, perché adesso è più anni di prima, 7 anni di passione, è la mia vita, è mia e di nel mondo. Complimenti Dario. Cos'altro possiamo aggiungere, Beunida? Abbiamo fatto questa rassegna fotografica, abbiamo parlato del progetto, Stefania ci ha accennato qualcosa della fondazione, Massimo della sua attività. Beunida, fai un po' da chiusura, un po'. Cosa ci vuoi raccontare? Forse vale la pena aggiungere e ringraziare tutte le persone che stanno prendendo parte allo spot di lancio del progetto. Sono tantissime, abbiamo anche ad esempio personaggi istituzionali di un certo pregio, il direttore del Danieli si è gentilmente confesso dicendo io ci sto. L'idea è uno spot fatto di tante personalità in cui ogni personalità dice io sono, in questo caso il direttore del Danieli, io ci sto. E questo io ci sto diventerà virale, perché starci significa condividere il pensiero ma anche contribuire. Noi non abbiamo voluto fare un'asta, perché abbiamo detto se avessimo fatto un'asta avremmo dato soltanto ad un'unica persona che aveva una possibilità di il vino. Abbiamo fatto una raccolta fondi, quindi abbiamo il vino, abbiamo la tela, una persona può donare 5 euro come 1.000 euro, come 5.000 euro. È una cosa molto democratica, molto bella. Quindi noi lanceremo prossima settimana il video. Ringrazio tutte le personalità che hanno collaborato, che hanno preso parte, sono davvero tantissime, del mondo dell'informazione, del mondo istituzionale, del mondo sanitario, e soprattutto ringrazio Enrico Merigliano, l'ingegnere Enrico Merigliano, che è il fratello del rettore, ed è un ingegnere bravissimo, creativo, che io stimo tantissimo, ho avuto varie volte ospite da me in trasmissione, che ti darà il sottofondo musicale del video. Il sottofondo musicale con la sua band che si chiama Pop Corner Band, una band di altri professionisti, c'è ad esempio Fiorenza Franceschi che è un anestesista, che è una co-cantante, e la canzone è The Only Living Boy in New York dei Simon & Garfunkel, e quindi sarà il sottofondo del nostro video. Quindi volevo ringraziare anche questi professionisti che si sono spesi per la causa, veramente nobili, e volevo ringraziarli pubblicamente. Quindi a questo punto diamo appuntamento alla prossima diretta dove presenteremo il video in anteprima, questa bellissima iniziativa e tutte queste iniziative, perché io ho capito che Dario è una persona un po' esplosiva, vulcanica, per cui sono convinto che per la prossima volta si sarà già inventato qualcos'altro. Oltretutto un migliore collegamento audio, perché vogliamo sentirti parlare più a lungo, Dario. Quello sicuramente, bene. Cos'altro dire? Io saluto tutti coloro che sono intervenuti a questa diretta per questa manifestazione bellissima. Abbiamo capito come la solidarietà sia importante e come la solidarietà si può sposare con vino, con l'arte e con tanti professionisti, personaggi come ha ricordato Beunida, e quindi vi do appuntamento alla prossima. Ora una sigla finale un po' particolare di un cantautore che a me piace e che in qualche modo interpreta questo momento, questo tempo, e poi vi lasciamo coi saluti. Quindi un saluto a tutti, anzi direi facciamo un bel brindisi, perché insomma ci mancherebbe non farlo. Beunida, tira fuori il tuo vino di casa, faccelo, eccolo lì, bellissimo. Cincina a tutti, salute. Grazie Luigi, grazie a Dario, grazie a tutti. Grazie. Costruire un futuro migliore, che tutto passerà. Vorrei tanto abbracciarti, vorrei starti più vicino e a ridere e scherzare con un bel bicchiere di vino. Vorrei tanto abbracciarti, vorrei tanto stare insieme. Sai che non posso farlo e perché ti voglio bene.